Bentrovati. Tempo fa il presidente della Lombardia, il leghista Maroni, ha dichiarato: dobbiamo bloccare le partenze dei migranti non bombardando i barconi, ma impedendo loro di muoversi con un blocco navale o meglio ancora con campi profughi in Libia su iniziativa ONU, rimpatriando coloro che sono già arrivati tra noi. Vasto programma, direbbe De Gaulle. Renzi invece, come al solito, fa annunci contraddittori come non manderemo i nostri soldati a farsi scannare e comunque non si fa nulla senza l'autorizzazione dell'ONU. Poco dopo tuona che sta lavorando una operazione militare con droni, sommergibili, navi da guerra e 1000 soldati, roba grossa, roba da ricovero immediato. Poi il bullo fiorentino ha parlato di rimpatri forzati, come un Maroni o un Salvini qualsiasi. Ma come si dice in questi casi, tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare. Ad esempio, con quali governi si può stipulare accordi di rimpatrio che non calpestino trattati internazionali come la Convenzione di Ginevra, che l'articolo 33 recita: nessun Stato può espellere o respingere chi ha diritto d'asilo. Consegnare poi dei profughi cristiani a certi paesi islamici vuol dire mettere in pericolo la loro vita. Oppure consegnare degli islamici sunniti ad autorità sciite o viceversa è come consegnarli al boia. E la nostra legge non consente di rimpatriare delle persone nei loro paesi d'origine se in quei paesi rischiano la pena di morte. Dalla Siria all'Iraq, allo Yemen, al Sudan, i governi di questi paesi in guerra considerano traditori i loro cittadini in fuga e quindi condannabili alla pena di morte. Un altro esempio, in Eritrea, e qui Salvini, bontà sua, ritiene sia un paese in pace, l'obbligo del servizio militare scatta già a 14 anni. 14 anni. Per cui tutti i giovani eritrei che scappano in Europa sono considerati disertori, con le conseguenze, se vengono rispediti a casa, che possiamo immaginare. Infine ci sono importanti zone del mondo senza governo, per cui è impossibile cercare accordi con quei paesi. I casi più clamorosi che conosciamo sono la Libia e la Somalia, così come la metà della Siria e dell'Iraq, ora in mano al califfato islamico. Queste sono solo alcune delle difficoltà che si incontrerebbero se ci fosse la volontà di rimpatriare i migranti che arrivano in Italia, senza dimenticare i costi enormi di un'operazione del genere. Sparare slogan accattivanti per risolvere problemi molto complicati è una tecnica che politicanti senza scrupoli usano per imbrogliare i cittadini meno preparati. Quando poi Salvini e compagnia cantando si dichiarano disponibili ad aiutare quelle popolazioni a casa loro per giustificare l'indisponibilità ad accogliere, vi stanno nuovamente prendendo per i fondelli. Il perché è scritto nella storia passata eppure in quella recente. Nel passato noi occidentali siamo andati in Africa comportandoci da padroni a casa loro. Ma non abbiamo solo un passato coloniale criminale, stiamo tuttora distruggendo e sfruttando quel continente in maniera scandalosa, altro che aiutarli a casa loro. In Nigeria e in altri paesi africani diverse multinazionali stanno inquinando e spolpando intere regioni. Pure l'Italia, ai tempi della buonanima, ha fatto guerra imperialistica all'Eritrea e alla Libia, ammazzando centinaia di migliaia di eritrei e di libici. E ora che questi discendenti di questi popoli per sopravvivere vengono dai nostri paesi, sono diventati sporchi e cattivi. Senza dimenticare la guerra in Iraq, scatenata con una menzogna da quel guerrafondaio di Bush, con la complicità di Blair, che è costata centinaia di migliaia di morti civili e milioni di profughi iracheni. E a proposito della guerra in Iraq, voglio riportare una frase del grande filosofo e linguista americano Noam Chomsky: se le leggi di Norimberga fossero ancora valide, tutti i presidenti americani del dopoguerra sarebbero stati impiccati. Ecco, l'Occidente sviluppato e opulento che ha paura di questi migranti ha un passato e un presente che dovrebbe farci arrossire. E ora voglio chiudere con le parole di Cecilia Strada, figlia di Gino, fondatore di Emergency, a proposito dell'invito che spesso viene fatto dai razzisti e xenofobi nostrani a coloro che cercano di essere un po' più civili e umani con i migranti. Perché non te li porti a casa tua e te li mantieni? A questi pseudo benpensanti Cecilia Strada risponde così: non prendo profughi a casa mia perché pago le tasse, non devo costruire una scuola per dare un'istruzione ai miei figli. Ospitare un profugo è gentilezza, creare un sistema d'accoglienza e giustizia. Ci vediamo giovedì prossimo.